Tutti siamo collegati con un palcoscenico inedito fra terra e cielo, per un concerto anche inedito che si intitola Rinascerò, rinascerai. Benvenuto a tutte le persone che sono collegate, a quelle che si collegheranno, e fino a che l'orchestra, che è già posizionata, l'orchestra ritmico-sinfonica italiana accorda, noi vediamo le immagini di questa città che ci accoglie, che è la città di Castelfranco Veneto. Siamo ai piedi delle mura medievali. A breve inizia questo concerto, Rinascerò, rinascerai, dedicato alle persone che hanno sofferto, alle persone che si sono prese cura di noi, alla musica, alla vita. E per voi questa sera l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Diego Basso, che sta accogliendo un ospite d'eccezione, che è Roby Facchinetti, che è qui per noi, per questa Rinascerò, rinascerai. Roby, ciao. Ciao, ciao a te. Sei nella mia città. E, sai, quando abbiamo sentito questo periodo, no? Quello che ci ha colpito, la tua Bergamo è stata pesantemente colpita. Ci siamo sentiti telefonicamente perché tu in quel momento di grande sofferenza, quel tuo grande cuore, con la tua grande penna, la tua grande penna della musica, hai scritto un pezzo secondo me straordinario. Perché? Beh, perché sentivo il bisogno di rifugiarmi, no? Nella musica, come faccio spesso. Era un momento quello forse fra i più dolorosi, quei giorni veramente molto molto duri per la mia città, per la mia gente, e avevo appena visto questi camion terribili dell'esercito italiano che sono passati a pochi metri fra l'altro da casa mia, e non capivamo, nessuno di noi capiva cosa stava accadendo, già appesantiti, già messo veramente alla prova le nostre corde, la nostra emotività. Andai al pianoforte perché volevo non pensarci, volevo così dimenticare, soffrire meno. Ed è nato questo brano, inconsapevolmente, perché non volevo comporre un brano, volevo semplicemente suonare, volevo chiedere alla musica in quel momento di aiutarmi. Sai, tutti ci chiedevamo quando, che quando hanno detto stop, tutti ci chiedevamo quando. Io mi chiedevo quando la mia bacchetta potesse ancora muovere, no? I musicisti chiedevano quando potremmo ancora stare insieme a suonare. Quel quando, la risposta è oggi. Oggi noi vogliamo fare questo concerto tra terra e cielo, perché credo che la musica sia tra terra e cielo. Allora, guarda, andiamo. Prima sentivi accordare un'orchestra. Io ti ringrazio che quando mi chiamasti per questa tua iniziativa, l'ho veramente abbracciato immediatamente. Hai fatto una cosa bellissima, hai anticipato veramente tutti. Questa sera già c'è un'atmosfera molto molto magica e anche emozionante, che è palpabile. Grazie per questo invito, tu lo sai quanto ami l'orchestra sinfonica. Sono veramente felice di essere qui con te e con la tua Grazie. Allora, orchestra. Roby, io penso di rendere omaggio a questa tua idea, a questo tuo brano, e noi te l'abbiamo preparato in una versione che forse tu non hai ancora sentito.
è una versione prettamente ritmico-sinfonica. Siamo 50 professori d'orchestra che io ringrazio di cuore. Grazie anch'io. Non so neanche se riuscirò a cantarlo perché è la prima volta che io farò questo brano. Ci provo. Ci proviamo insieme. Rinascerò, Sicuro. rinascerai. Rinascerò, rinascerai quando tutto sarà finito. Torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò. La tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati nella sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ogni volta impareremo un po' di più. Torneremo a fidarci di Dio. Nel silenzio si respira un'aria nuova, ma mi fa paura questa mia città. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Grazie a Roby Facchinetti. Siamo ripartiti. C'è molta È una emozione. cosa bellissima, è un grande momento che andrebbe festeggiato, ma dentro i nostri cuori lo stiamo facendo tutti. Grazie a te, grazie a loro, Grazie a te. grazie anche alla tua città che ci ospita. Sì, la città come vedi è ancora vuota da lunedì. Speriamo che ripartano tutti i concerti, riparte tutto, ma questo era un momento così, una rinascita fra cielo e terra. Adesso noi partiamo con alcuni brani del nostro concerto, però tu dopo torni. Innanzitutto io vi ascolto. Grazie.
perché ho il piacere di ascoltarti. Però abbiamo Buon delle concerto. cose. Altre Abbiamo cose. delle cose. Va bene. A va dopo, bene. Roby. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie. E dicevo fra terra e cielo, la prima cosa che vi faremo ascoltare è un grande brano di Michael Jackson, Earth Song.
questa sera. Per la prima volta dopo mesi, mesi di sofferenza, le note e le voci finalmente sono nell'aria. E ci piace sempre immaginare un mondo migliore, un mondo diverso, un modo diverso di vivere e di rapportarsi gli uni con gli altri. Ed è per affidarsi a questo, a questo pensiero, no? In quel quale ci piace pensare all'alba di un nuovo giorno, che il maestro Diego Basso si affida alle note di Imagine di John Lennon.
Con l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, il maestro Diego Basso e il coro di Art Voice Academy abbiamo rotto quel silenzio che ci ha accompagnato per mesi e che ci ha colpito interiormente, ma ha anche contribuito a ridare pienezza alla nostra identità artistica di questi luoghi bellissimi dove ci troviamo, come questa sera. E ci sono anche dei colori che ci hanno accompagnato in questo periodo, i colori dell'arcobaleno. L'hashtag andrà tutto bene, l'abbiamo visto, e la canzone che ascolteremo, il brano che ascolteremo adesso, letteralmente in italiano proprio è tradotto così, oltre l'arcobaleno, Over the Rainbow, con la voce di Sonia Fontana, e Beautiful That Way di Claudia Ferronato, con Claudia Ferronato. Over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Bluebirds fly over the rainbow.
without reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. In his eyes forevermore, I will always be as close as you remember from before. Now that you're out there on your own, remember what is real, and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon, your long-awaited prize will forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. Na 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 na, and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. La la da 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 da. La la da 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 da. E con le voci di Sonia Fontana, e dalla piazza in fondo arrivano degli applausi, con le voci di Sonia Fontana e Claudia Ferranato sono tornati anche i sorrisi. E ora un ospite che ci raggiunge questa sera, un altro ospite, è il tenore Luca Minelli con il brano di Caruso scritto dal cantautore bolognese Lucio Dalla. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena
sciogli sangue in te vene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie un sangue in te bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ah sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò. Poi tanto, anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Se voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie un sangue in te bene sai. Per chi si è collegato adesso, per chi ci sta seguendo, vi ricordiamo che siamo a Castelfranco Veneto, ai piedi delle mura medievali. Il sole sta calando, siamo verso l'ora del tramonto e stiamo seguendo un progetto musicale tra terra e cielo, ideato proprio dal maestro Diego Basso, che ama portare la grande orchestra in luoghi inediti e successivi, in palcoscenici a cielo aperto, come quello di stasera, dove la musica si inserisce fra terra e il cielo. Questa stessa orchestra ha suonato alle sorgenti del fiume Sile, sulle rive del fiume Po, al Bosco degli Artisti a quota 2000 metri a Falcade, dove ritornerà il 7 agosto prossimo, tra i vigneti e nell'emozionante cornice del Sacrario di Cima Grappa.
Ora proseguiamo il nostro concerto Rinascerò, rinascerai con altre due voci dell'Art Voice Academy. Il brano Stand Up for Love con Barbara Lorenzato e Senza fine, cantata da Giuseppe Lopizzo. There are times I find it hard to sleep at night. We are living through such troubled times, and every child that reaches out for someone to hold for one moment, they become my home. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second, every minute, another soul is gone? And I believe that in my life I will see an end to hopelessness or giving up or suffering. If we all stand together this one time, then no one will get behind. Stand up for life. Stand up and hear me sing. Stand up for I'm inspired and hope for each and every day. That's how I know that things are gonna change. So how can I pretend that I don't know what's going on when every second, every minute, another soul is gone? That in my life I will see an end to hopelessness or giving up or suffering. If we all stand together this one time, then no one will get behind. Stand up for life, stand up for love, and it all starts right here, and it starts right now. One person stand up, man, and the rest will follow. For all they forgot, for all they learned, I'm gonna sing this song, and I believe that in my life I will see an end to hopelessness or giving up or suffering. If we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for love, stand up and sing, stand up for E ora Senza fine, interpretata da Giuseppe Lopizzo. Senza fine di Gino Paoli. Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
senza fine. Tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere senza fine. La rai la rai 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 rai. E a seguire senza fine il maestro Basso, il nostro direttore d'orchestra, ci ha preparato due brani molto particolari. Il maestro Basso è conosciuto al grande pubblico perché il suo genere passa dalle arie d'opera, al pop, al rock sinfonico, alla musica da film. E questa sera ci dona un'anticipazione di un tour di concerti che partirà proprio a breve dalla città di Marostica, dalla famosa piazza degli Scacchi. Un omaggio a Ennio Morricone con C'era una volta in America e l'intermezzo della cavalleria rusticana.
una melodia intensa e struggente, come altrettanto intensa e struggente è stata questa esecuzione. Roby, Eccomi. ecco, abbiamo fatto un excursus poi della Bellissima musica. questa Cavaliere Rusticana di Mascagni. Tu pensa che questo brano io lo facevo alla fisarmonica, perché ho iniziato con la fisarmonica e suonavo in questo complesso Primavera che ha fatto composto da ragazzini di 7-8 anni, e facevamo i pezzi d'opera, compreso anche Mascagni, Verdi, Meraviglia. intermezzi vari. E beh, questo devo dire che è una pagina di musica Straordinaria. incredibile, incredibile. Cioè, qui c'è tutta l'italianità, la grande melodia, la grande armonia, il cuore proprio della nostra Musica. della nostra musica. La nostra melodia. La nostra melodia che la sappiamo fare solo noi. Questi grandi autori hanno consegnato una storia veramente, delle pagine che rimarranno nella storia della musica. E sai, Oggi. avendo un'orchestra così, che tu senti, io ho pensato a un brano tuo. E ho messo prima di questo brano, ho messo queste due pagine, no? Morricone e Mascagni. Perché io ho trovato in questo tuo brano una melodia straordinaria. E allora questa sera io ti vorrei proporre una cosa, se sei d'accordo. Io con te sono sempre d'accordo. Allora, io ho scritto una versione del tuo pezzo in modo molto, molto particolare, lasciando la melodia e l'armonia intatte, perché sono belle, non si va mai a toccare. Però mi sembrava così, questo momento, no? Particolare. E mettere un punto, dire questa musica, la musica di Morricone, la musica di Mascagni, ma la musica di tutti i grandi autori italiani, Francesco Sartori che ha scritto Con te partirò, ma tantissimi, Marco Falagiani ha scritto Mediterraneo, ne abbiamo veramente tanti, di giovani, di contemporanei e di Verdi, Mascagni, gente che ha scritto pagine straordinarie. Io ho trovato questo brano una pagina di musica importante e abbiamo pensato di farti così, di dirti grazie attraverso una versione che stasera per la prima volta eseguiremo insieme, quindi è una prima assoluta e credo che di queste pagine nella tua e nella vostra musica dei Pooh ce ne siano diverse. Io credo che quando ci si mette davanti una carta, un foglio di carta dove ci sono tutti gli elementi dell'orchestra, se non c'è sotto qualcosa di importante, tu puoi essere più bravo del mondo, ma non esce. È stato facile perché usciva tutto. Io ho seguito quello che voi avete detto in questa pagina ed è uscito questa versione di Pierre. Grazie, un bellissimo complimento, ti ringrazio, sono curiosissimo di ascoltarlo.
perso. Tu già da noi così diverso e triste. Penso a te, il ricordo si ritrova tra noi di quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana e triste. Ti ho rivisto questa sera e tu abbassi gli occhi, ti nascondi e poi te ne vai. E scusami se ti ho riconosciuto, però sotto il trucco gli occhi sono i tuoi. Non ti arrendi a un corpo che non vuoi. Senti, sono grande e tocca pito, sai, io ti rispetto, resta quel che sei, ma tu che puoi. Strada grande e tocca pito, sai, io ti rispetto, resta quel che sei, tu che puoi. Emozionante, emozionante, emozionante. Ecco il maestro Diego Basso che
il saluto dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana. Hai visto la pagina di musica che esce? Tu mi hai veramente stravolto. Ho fatto un arrangiamento a dir poco emozionante. Insomma, si può dire solo questo. E di più non posso dire. Mi sono emozionato alle lacrime. E vabbè, io posso essere anche una persona molto sensibile, però hai fatto un grande, grande arrangiamento. È bravissima anche l'orchestra che l'ha eseguito in un modo veramente esemplare. Rimarrà questo ricordo, credo, per tanto tempo. Grazie amico mio. Grazie a te. Grazie. E allora, prima di finire con un po' la nostra sigla, perché ormai un pezzo tuo è diventato la nostra sigla. Noi i nostri concerti li finiamo con un pezzo tuo, e che è un brano che tu conosci benissimo, ma ti spiego perché. È nata questa cosa perché quei ragazzi dell'Accademia, di Art Voice Academy, io spiego sempre e dico sempre che la musica continua, che la musica non finisce mai. E allora noi ogni volta finiamo con i nostri concerti con Chi fermerà la musica. Quando è arrivato questo momento tragico, no? Perché è stato tragico, un mio musicista mi ha scritto: stavolta qualcuno è riuscito a fermare la musica. E invece stasera noi dimostriamo che non l'ha fermata. Da solo per un momento, ci ha dato un momento di pausa, ma è difficile fermarci. Ma poi non è neanche vero, perché comunque la musica non si è mai fermata. Siamo fermate la parte nelle nostre case, nel nostro nelle nostre mondo, case, questa nel nostro sui cuore nostri arriva incontri. sempre. Assolutamente. Però sai, per noi, certo. per tutti noi, Certo. stare 3 mesi e mezzo senza vederci è stata lunga. Troppo. Lunga, esatto. Allora, prima di finire, perché vogliamo finire con la musica, perché fra terra e cielo è musica, io vorrei far venire qui sul palco le persone che, quando ho detto vorrei fare, mi hanno detto sì. E questa è una cosa meravigliosa. Questo sì, Perché questa da è una soli grande- non si fa mai nulla, lo sai bene, no? Anche perché poteva essere una pazzia. Tu, Un po'. Tu ami le sfide, questa è stata una bellissima sfida, anche perché ha dato e sta dando un segnale straordinario. Questo segnale era, come si diceva prima, veramente da tanto tempo che lo aspettavamo. E questo è arrivato grazie a te. Grazie a te. Io allora grazie. vorrei qui Allora. l'assessore alla cultura della regione del Veneto, ecco, poi abbiamo il consigliere Nazareno Gerolimetto, il nostro sindaco e presidente della provincia e il nostro assessore alla cultura. Ecco, se non ci possiamo dare la mano stasera, siamo a distanza, se mi accomodate con le dovute distanze, e poi magari ci fate un saluto sul microfono. Cristiano Corazzari, il nostro assessore alla cultura, che il giorno di Pasqua, perché la storia è questa, il giorno di Pasqua con gli auguri, gli ho scritto: assessore, bisogna fare una cosa. E io continuo, lui ha 1000 cose da fare e da pensare, ma dopo il mio terzo, quarto, quinto messaggio mi ha scritto: dimmi. E allora ha detto: ci sentiamo domani e ti spiego. E gli ho spiegato questo progetto. E lui ha detto: questa è una grande idea, ma a quel tempo lì non eravamo lontani, Certo. come dici tu prima, no? Però siamo riusciti a farlo nel momento giusto, secondo me. E quando poi l'ho chiesto al mio sindaco, alla mia città, al consigliere Nazareno Gerolimetto e all'assessore, ecco, ho trovato terreno fertile. Ha detto sì. Non mi ha detto neanche ma perché sì. Mi ha detto sì, mi raccomando, Beh, questo insomma, diciamo un po' che di persone, mi ha detto un po' di persone, non creiamo ammassamento. Difatti non siamo tantissimi. perché assessore. si sono fidati di te, sanno che a te piacciono le cose belle e che era sicuramente una bella cosa, hanno avuto sicuramente ragione di Poi sai, ascoltarti. come dici tu, no? La tua città. Io ti ho visto provato, emozionato, triste. Ci siamo sentiti al telefono con le lacrime tutte e due per la tua città, perché questo è il senso. Siamo nati in una terra
E quindi per me stasera è un regalo grande essere qua. Assessore, prego. Questo è il microfono. Sì. Grazie, è una grande emozione essere qua con voi. Io naturalmente porto quello che è il saluto della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, e usciamo da un momento in cui siamo stati tutti molto provati e pensiamo che quel lavoro che è stato fatto insieme da tutta la nostra gente, tutta la nostra comunità, di determinazione e responsabilità per superare questa emergenza sanitaria oggi debba essere concretizzato guardando avanti con speranza, con fiducia al futuro per una ripartenza. E penso che nulla più della musica, dell'arte possa dare questa forza alla nostra gente per ripartire, per ritornare ad abbracciarci, a vivere pienamente le nostre vite e a farlo con una consapevolezza nuova. In questo lavoriamo tutti assieme, pertanto quando il maestro Diego Basso mi ha proposto questo progetto, ho subito pensato che fosse una grande idea, è una grande idea di valore simbolico per tutti coloro che in questi mesi sono stati chiusi in casa, presi dall'angoscia, o per coloro che hanno lavorato con grande sacrificio nella nostra sanità, nel nostro volontariato, nell'ordine pubblico. Ecco, tutta questa grande catena di cuori, di amore, di dedizione che ha permesso di uscire in questo momento da una situazione grave e difficile. Il Veneto, noi veneti vogliamo ripartire, lo stiamo facendo con forza e determinazione e vogliamo continuare così a fare la nostra parte per il bene comune per tutti. Grazie al vostro segnale, grazie al vostro esempio che ci date. Viva la musica! Grazie. Grazie Assessore. Prego, il nostro consigliere di Castelfranco nella Regione Veneto. Beh, non ho molto da aggiungere a quello che ha già detto l'assessore Corazzari, se non che le canzoni di questa sera hanno proprio interpretato appieno, ho sentito parlare della mia città. Castelfranco è la mia città e io tento di essere ambasciatore di Castelfranco in quel di Venezia. Poi mi è piaciuto molto anche quel Rinascerai, rinascerò. In questo momento, proprio oggi, la Giunta, il Presidente, il Governatore Luca Zaia ha dettato le linee per la riapertura di tutto, quindi la rinascita gradualmente sta prendendo corpo e ci auguriamo che possa essere propizio anche questo momento che, come sappiamo sempre, il maestro Diego Basso sa dare tanta qualità ai suoi eventi e noi siamo sempre al suo fianco quando ce li propone. Grazie e buonasera. Grazie. Signor Sindaco, all'assessore. Assessore. Questo è un momento importante per la città di Castelfranco Veneto e per la musica e quindi a me non resta che ringraziare ovviamente Diego Basso, questi artisti, Robby Facchinetti. Siamo davanti a queste mura millenarie che ne hanno viste di storia, di pestilenze e tante cose, però sono ancora su. E quindi io penso che noi non ci siamo piegati al Covid-19 e quindi questo è un momento fondamentale e speriamo che si riparta alla grande per la musica, per l'arte, per la cultura. Grazie a tutti voi. Grazie. Eccoci qua, bravo Diego, hai detto bene, ho chiamato il sindaco e il sindaco ha detto sì, si fa. Vai, parla con Pivoti e te verrai che femo. Esatto. Gli ha detto, perché si parla molto francamente, ma perché abbiamo detto sì subito ad occhi chiusi? Perché Diego Basso è una garanzia. Diego Basso assieme alla sua orchestra è una garanzia. Diego Basso è una garanzia per gli ospiti che porta a Castelfranco e ci permette sempre di primeggiare a livello nazionale. Siamo stati i primi ieri con il parco più bello d'Italia, l'altro ieri con i Borgo d'Italia. Oggi siamo primi in questo prologo di ripartenza della musica grazie all'eccellenza di Diego Basso e di tutti i suoi artisti che ha portato qui. Rinascerò, rinascerai. Ha toccato anche noi toccato nel cuore vedere i camion militari con le bare per le strade. Abbiamo avuto un territorio colpito in forma minore magari rispetto ad altri da questa pandemia, da questo coronavirus, che però non ci ha fermato. Anzi,
Oggi noi siamo qui per darci una carica nuova di ripartenza, perché come dici tu, vinceremo noi, non vincerà il coronavirus. Abbiamo pensato a un piccolo presente, Robby. Non te lo possono dare, Robby, poi perché non si può passare l'omaggio. Piccolo presente, ma il coronavirus non mi consente di dartelo direttamente in mano, lo sanificheremo dopo, è una targa di ringraziamento della città per la tua presenza, che ci ha onorato molto, assieme ad un libro del Giorgione che è il nostro, è il nostro personaggio Grazie, gentilissimi. Grazie ancora a tutti voi. Grazie. Anche per me, mamma mia. Vabbè, sì. È una sorpresa anche per te, per i tuoi artisti, Grazie, sì. per Art Voice Academy. Abbiamo Grazie. voluto dedicarti una targa, una piccola cosa in ricordo di questa splendida giornata Grazie. di giugno e della rinascita. Grazie. Quindi spero la terrai nella tua Certo, scuola. certo. Grazie ancora. Grazie a tutti. Io voglio, ecco, visto che siete qui ufficialmente, ringraziare intanto i nostri cantanti, Sonia, Claudia, Barbara, Giuseppe, il tenore Luca Minelli, che ci hanno stasera dato la loro voce per fare questo concerto. E poi vorrei ringraziare questi musicisti straordinari, perché Robby, tu sei un musicista, sei un artista e sai cosa vuol dire suonare a queste distanze. Assolutamente. C'è una difficoltà enorme. Intanto di solito sono 2 musicisti per le Giro, quindi anche per il giro pagina, Chiaro. per tante cose. Invece si sono sentiti quindi per il giro pagina e poi per essere l'insieme, l'orchestra è un insieme. Quindi suonare sentendosi veramente poco. Quindi hanno messo anima, cuore e tutto quello che potevano dare per fare questo concerto. Capacità. Sono degli artisti straordinari, sono degli amici straordinari, perché poi c'è questo che è importante. Abbiamo dei ragazzi sempre diplomati, ma che hanno dai 18 ai 24 anni, che fanno parte della nostra orchestra, si stanno inserendo nella nostra grande orchestra, e poi abbiamo gli amici da tanto tempo, dal 97, dal 98, dal 2000, quindi 24-25 anni che lavoriamo insieme. Quindi un grazie alla nostra spalla a Serafino Tedesi, che da sempre è la nostra spalla dell'orchestra, e grazie veramente a tutti, ragazzi, con il cuore. Siamo ripartiti, finalmente, ci siamo sentiti al telefono, siamo riusciti a fare a Pasqua Imagine, siamo riusciti a montarla ognuno da dove eravamo, e siamo riusciti a fare comunque era un modo, ma non è suonare assieme, quello non è suonare assieme. Quindi noi ci salutiamo il pubblico che ci sta seguendo. Posso spendere 2 parole per te? No, Io sono innamorato di questo uomo musicalmente, però hai una forza incredibile, grazie alla passione e all'amore che tu hai per la musica. Non smettere mai di avere questa grandissima forza, perché tu riesci veramente a coinvolgere tutti questi musicisti che sono qui grazie a te, ma soprattutto grazie al tuo modo di coinvolgere i musicisti in questo caso, che sei una forza della natura ed è bellissimo. Non la perdere mai questa forza, perché è il tuo punto straordinario, è quello che ti fa essere quello che sei, è quello che ti fa fare delle cose anche impossibili, tipo questa sera. Un applauso a lui, un applauso al vostro maestro. Grazie a tutti. Allora andiamo. Io sono qui. Chi fermerà la musica? Nessuno, mai. Ora si respira, hai travolto la mia barriera.
splendidi musicisti, all'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, al maestro Diego Basso, Robby Facchinetti, alle voci di Art Voice Academy, al tenore Luca Minelli, grazie alla Regione del Veneto, alla provincia di Treviso, al comune di Castelfranco Veneto e grazie a tutti voi per averci seguito e anzi continuate a seguirci e a emozionarci. Grazie. Grazie a tutti ragazzi. Bravissimi. Bene, adesso abbiamo fatto le prove generali, adesso possiamo